Cari amici dell'EDP, buonasera, bentrovati. Siamo in diretta da Cinque Frondi, che vi parla è Gabriele Bonini e devo dire che sono abbastanza emozionato. In questo momento state vedendo un fermo immagine, ma stiamo un po' provando il tutto. Tra poco vi manderò altre immagini in diretta da Cinque Frondi. Volevo solo dirvi, oggi sono uno di voi, uno di voi perché io non mi trovo a Cinque Frondi, stiamo facendo questo esperimento di regia remota, purtroppo i segnali sono un po' questi perché poi soprattutto nei grandi eventi quando ci sono tante celle telefoniche, ci sono le celle telefoniche parecchio occupate, del resto il segnale non può che essere questo. Ehm, Due parole molto veloci. Innanzitutto un saluto a chi ci sta seguendo da lontano, a tutti gli emigrati, ai fuorisede, alle persone malate che non possono comunque seguire questa festa dal vivo. È sempre stato lo scopo dell'EDP portarvi le tradizioni nelle vostre case. Ma questo qua non ce la fai? Questo non glielo puoi dare a nessuno. Intanto sentiamo anche un po' di voci di sottofondo dei Sì, che nostri parla, ma poi operatori, può che tra parlare. l'altro ringrazio e Parla Gabriele con saluto noi. Francesco Bonini da davanti alla chiesa, c'è anche il nostro piccolo Rocco Azzari. Stiamo cercando di risolvere ancora qualche problemino tecnico. Ehm, Comunque volevo partire con un video che parla un po' della storia della statua di San Michele Arcangelo e soprattutto un'intervista realizzata da una persona che non c'è più, il nostro caro Michele Albanese. Io andrei subito con questo video e poi continuiamo a chiacchierare. Ah, un'altra cosa molto importante, stavo dimenticando, io vi leggerò in diretta, quindi inviateci comunque i commenti sia su YouTube sia su Facebook, io vi leggerò in diretta. Mando subito il video e poi ci ritroviamo in diretta da 5 Fronti. Dopo 16 anni il professor Francesco Marafioti è ritornato a Cinquefrondi per rivedere la statua del nostro protettore di San Michele Arcangelo. Il professore Marafioti è quello che nel 1996 lo restaurò, riportando il nostro santo agli splendori originali. Come l'avete trovato, professore? E allora era veramente impasticciato, sia di tinte che di sporco, generico, e quindi c'erano delle sovrapposizioni che veramente deturpavano l'immagine. E man mano che poi, con le indagini che si sono fatte susseguentemente, ecco, si è trovato il colore originale e quindi ecco, abbiamo la statua nella sua diciamo, interezza originale. Dopo 16 anni, come l'avete trovato dall'ultimo restauro che avete fatto voi nel 1996? Veramente bene, perché in alcuni posti dove ho lasciato altre opere purtroppo le manutenzioni sono state poco e fatte male e quindi c'è da piangere in alcune situazioni, mentre questo veramente lo tenete bene e vi do veramente merito conservativo veramente di questa statua. San Michele Arcangelo di Cinquefrondi di Vincenzo Scrivo viene ritenuto universalmente ormai il capolavoro dello Scrivo, uno degli scultori serresi più importanti che abbiamo avuto in Calabria. Serrese proprio perché è originario di Serra San Bruno. Sì, questo sono d'accordo perché tutte le opere che ho incontrato ecco, nei miei restauri e che sono stati addebitati e anche diciamo, datati dallo stesso scrivo sono veramente delle opere eccezionali, eccezionali sia nell'anatomia sia nei colori, veramente dei colori scelti con grande maestria. Mi avete detto poco fa che ogni tanto cercavate di ricordarlo il nostro San Michele dopo il restauro che avete fatto nel 96. Perché? E perché è l'opera più bella che ho fatto. E quindi io sono 42 anni adesso che faccio il restauratore. Da 42 anni questa è una delle uniche opere, senz'altro che la più bella, la più veramente monumentale, ma nello stesso tempo ecco, di un'anatomia squisita veramente.
E quindi testimonia il valore artistico di Vincenzo Scrivo. Senz'altro, sì, sì. Onore e merito a questo grande artista, diciamo calabrese, veramente un grande artista. Parliamo un po' anche artisticamente della scultura del nostro San Michele Arcangelo, plasticità dei lineamenti, i particolari degli aspetti anche muscolari, degli arti del diavolo o anche dell'angelo. È una statua da vedere a tutto tondo perché è un grande capolavoro. Sì, indubbiamente, come dicevo, è una scultura veramente che anatomicamente è quasi perfetta. È perfetta perché ci sono, diciamo, dei particolari molto, molto, molto curati. E soltanto un artista di grande pregio, di grande maestria poteva fare una cosa del genere. Quindi veramente uno scultore che non ha lasciato nulla al caso. Ogni piega, ogni cosa l'ha curata con grande, grande attenzione. E quindi ecco anche il volto stesso, le mani, le posizioni, i drappeggi, un po' tutto, insomma, ecco, è armonico, è armonico. E i colori lo rendono ancora più armonico, proprio perché sono stati scelti con grande, grande, veramente sapienza. Torniamo al volto di San Michele e ai volti di Vincenzo Scrivo. Questo è come se parlasse, c'è una dimensione che è difficile definire, per usare un avverbio veramente angelico, insomma. Sì, sì, effettivamente, sì, guardandola dal basso perché è ancora più interessante guardarla dal basso, ecco questo viso angelico, pulito, giovane, diciamo, ecco, è anche splendente a mio avviso, perché il colore proprio lo rende veramente molto, 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 molto splendente, i capelli, ecco, così delicati, insomma, messi con queste ricciole, da un aspetto veramente angelico. Angelico, quindi dolce ma anche fiero, quasi la fierezza di rappresentare il bene nel rapporto con il male. Sì, è vero. Infatti, quando io avevo nel laboratorio questo capolavoro, io ho dovuto sempre coprire la parte bassa, Cioè la faccia del diavolo. perché chiunque veniva ne aveva veramente timore a vederlo, cioè gli faceva molte impressioni. Allora io diciamo, la parte bassa la coprivo, e invece quella alta poi ecco, era sempre a disposizione di chi è voluto venire durante il restauro a vedere, perché quando io faccio queste opere di solito non mi nascondo, ma do opportunità a tutti di vedere come il restauro va durante le varie fasi. Torniamo, abbiamo parlato dell'angelo di San Michele, quindi questa figura plastica si regge su un perno di ferro che l'artista ha conficcato direttamente fino al bacino della statua. Una trovata geniale, mi diceva. Sì, non c'era altra alternativa, perché questa statua si sarebbe rotta. Quindi non c'era un'opportunità migliore se non questa. Quindi ha studiato questo sistema veramente geniale. Ed è ancorata così bene al basso che durante anche le processioni, voi avete già visto questa situazione durante le processioni, non si muove nulla. O anche se c'è un leve beccheggio, e quel beccheggio serve soltanto perché è necessario, ma non rompe nessun elemento. Quindi è importante questo, ha fatto un lavoro veramente curato nei minimi particolari. Non solo, quando si fanno le processioni e c'è questo lieve beccheggio, come lei lo definiva, è come se l'angelo volasse davvero in queste due ali di folla che ci sono, ad esempio, nel nostro Corso Garibaldi. In effetti i portatori e chi lo vede durante la processione vede qualche cosa, perché essendo già in alto e quindi l'immagine viene ad essere molto più bella, si vede più visibile, più bella. Ecco, questo movimento anche dei portatori e compagnia bella sembra proprio un qualche cosa che di celestiale, cioè di qualche cosa che di veramente angelico. Torniamo alla figura demoniaca, al diavolo, a Lucifero, a colui che rappresenta il male. Artisticamente è stupendo, artisticamente. Sì, 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 curato, guardate anche lui in ogni particolare, dalle unghie, il serpentello che prima eventualmente era tutto ricoperto che non si riusciva a capire, adesso addirittura è a pois,
come suol dire, no? Come, con delle palline fatte ad hoc e compagnie belle, che quindi gli danno un certo aspetto. Le ali, gli occhi, i denti, ma non c'è un particolare che non ti lascia stupito. E questo contorcersi sotto il peso del bene che lo rende ancora più demoniaco quasi. Questo è quando il demonio trova chi è più forte, ovviamente può strepitare quanto vuole, ma sempre alla peggio. E qua veramente si vede che è alla peggio. Torniamo al suo complesso della statua. Lei ha restaurato decine e decine di statue religiose. Come colloca il nostro San Michele Arcangelo se dovesse fare una graduatoria? Io lo colloco tra le prime statue più belle che i nostri artisti calabresi abbiano saputo fare. Ci sono anche altri artisti che insomma di grande pregio, ma io vi dico sinceramente, a livello di scrivo sono stili diversi, indubbiamente, onore e merito anche gli altri, però questo di scrivo vedo che c'è qualche cosa che supera un po' gli altri. E tra questi il San Michele arriva prima degli altri. Sì, è vero, sì. Professore, grazie per queste poche battute. Vedo che anche lei si è innamorato della nostra statua. Resterà sempre nel mio cuore questa statua resterà nel mio cuore perché è la più bella che ho fatto. Con questo bel sorriso finale del nostro caro Michele Albanese, ho voluto un po' omaggiare il suo ricordo con questa intervista al professore Francesco Marafioti, restauratore della statua di San Michele Arcangelo. Mentre sentiamo forse un pochettino di audio di fondo, sì, stiamo vedendo i detti calabresi del nostro caro Nunzio Bono, che salutiamo. Molti di voi magari li conoscono, so che siete in tanti fuori paese. Magari se ve ne ricordate qualcuno scrivete anche, ma uno in particolare, se ve lo ricordate, è Vincenzo Scrivo quando dopo che fece la statua di San Michele Arcangelo. La leggenda narra, no, che gli apparve in sogno e San Michele gli disse: "Aondi mi vidisti e tanto bello mi facisti?" La risposta dello scultore fu: "E se ti vidia, ancora più bello ti facia." Ovvero, San Michele dice allo scultore: "Dove mi hai visto e come hai fatto a farmi così bello?" Lo scultore rispose che se l'avesse visto avrebbe fatto ancora più bello. Ora purtroppo abbiamo le immagini decisamente sgranate quest'oggi. È sempre così, funziona sempre così, che facciamo le prove, funziona tutto bene, poi quando è il momento della diretta un pochettino sgrana. Vediamo un po' di volti un po' pixelati, sembra che stiamo nascondendo un po', però non stiamo nascondendo nulla. Divisione tra tutti quanti noi. Uno deve cogliere questa bellissima, che è l'unica occasione annuale per condividere con gli amici, parenti. Poi San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti. Più di questo cosa dire? Buona festa a tutti, ai cinquefrondesi di qua e ai cinquefrondesi oltre nazione. Grazie Luciano Giordano. Grande il nostro Luciano, grande, grazie Luciano per questo augurio. Intanto questa è la cam di Rocco che è in giro per la fiera, stiamo vedendo tanta gente, c'è stato un grande successo nella serata di ieri con il gruppo Dance Tarantella, che ha riproposto le più grandi hit della tarantella calabrese, un po' remixate. Magari tra pochissimo riusciamo a vedere qualche immagine, anzi magari le vediamo adesso. Eccole, è partito anche il video, pardon. Dopo 16 anni Vediamo subito.
il bello della diretta, come direbbe qualcuno. A proposito, fatemi anche salutare la nostra cara Maria Pia Albanese, che non è potuta essere con noi oggi per motivi lavorativi. Eccolo qua, facciamo scorrere le immagini con l'ultima. Queste sono immagini che vediamo nelle storie Instagram del Comitato Festa, anzi vi invito subito a seguire la pagina se ancora non l'avete fatto, Festa San Michele Arcangelo. Vediamo i giganti, arriva anche l'audio. Che dire, sono immagini che ogni calabrese vuole vedere, vuole sentire anche da lontano. Mentre è in corso la Santa Messa, nelle ore 18. Andiamo magari avanti, vediamo le altre storie, perché volevo farvi vedere proprio la serata di ieri, in cui c'è stata davvero tantissima partecipazione. Davvero un'emozione vedere le scale piene di persone. Grazie. Quali racconteranno da sole tutti gli scandali e tutti quelli che vengono in iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Bene, abbiamo visto allora i giusti un po' di immagini come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi ascolti. Ripeto che siamo comunque in fase, vediamo se riusciamo ad entrare nella Santa Messa, ma si vede un po' decisamente sgranato perché prende davvero poco il telefono. Allora, tra poco, anzi andiamo adesso, mentre sentiamo di sottofondo l'omelia di Don Giuseppe Ascone, di questo 8 maggio ci consegna, mette in evidenza in primo piano la missione degli angeli, la missione che è a 360 gradi, che coinvolge il cielo e la terra. Una missione che la Chiesa è chiamata a continuare nel mondo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Daniele che parlava di questo grande principe Michele, chi come Dio. Il nome di Michele significa appunto questo, che vigila sui figli del suo popolo, che vigila su ciascuno di noi. Il ruolo di Michele è un ruolo di vigilanza, perché
il mondo nel quale noi viviamo è un mondo Ok, dato che il segnale non ci aiuta, adesso andiamo a vedere un po' un video, se riesco a recuperarlo, abbiamo bisogno di questi esseri celesti che dopo che raccoglie un po' questi 2 giorni di festa dalla novena con delle immagini dello scorso anno, così sentiamo insieme l'inno a San Michele Arcangelo e immagini anche tanto vi chiedo scusa se ogni tanto mi fermo, ma è difficile gestirsi un po' di cronaca e anche la regia. Quindi vi mando subito un po' di inno, delle immagini della messa di stamattina, una Santa Messa solenne che era davvero stracolma di persone, essendo magari un venerdì, qualcuno ha approfittato, ha fatto il long weekend. Poi delle immagini della banda e le immagini delle majorette che hanno sfilato poco fa alle ore 17 in Piazza della Repubblica. Adesso un po' di immagini della banda, mentre a sinistra vedete le immagini in diretta da Chiesa Matrice. Tra poco vedrete anche le immagini, eccole, delle maggiorette che hanno sfilato poco fa in Piazza della Repubblica a cura dell'associazione Progetto Donna. Bravissime, penso che siamo alla conclusione. Ringraziamo veramente l'insegnante Chiara Ferraro che si è impegnata per mettere insieme queste ragazze per offrire questa performance. Grazie a tutti e adesso facciamo rientro alla sede. Grazie ancora.
sappiamo come Abbiamo sentito anche la voce Sì. di Franca 10 minuti. Ierano, la Quarto presidente d'ora. di Progetto Donna. Vediamo se riusciamo a recuperare altre immagini. Purtroppo il segnale oggi non ci aiuta proprio. Comunque, leggo un po' di commenti vostri. Vedo su Facebook. Agostino Buzzomi, buon divertimento a tutti voi e grazie per le immagini, così mi sembra di essere lì e poter partecipare. Mi manca molto perché la festa del patrono è sempre stata per me forse la più sentita. Buona festa da Agostino Buzzomi, da Vipit Eno, provincia di Bolzano. Maria Concetta Zangari, grazie per il bellissimo video. Francesco Dino ci segue da Lodi. Salvatore Buzzomi che ci dice buongiorno, grazie mille per il servizio fantastico che ci offrite, Salvatore da Rimini. Vi ringrazio ancora, cerchiamo di fare il massimo, purtroppo le immagini non sono granché, vediamo un po' di bancarelle adesso. Che dirvi, io oggi sono uno di voi, vi ripeto, io sono in collegamento da Milano e anche per me è una grande emozione riuscire a vedere queste immagini. Continuiamo perché un ragazzetto mi aiuta. Mandiamo Io direi adesso di andare a sentire un pezzo, qualche pezzo sì, di panegirico che è stato tenuto durante la Santa Messa solenne delle ore 11. È stata tenuta dal sacerdote Rocco Suppa, che è parroco delle parrocchie di Dinami e Filadelfia, e anche rettore del santuario della Beata Vergine della Catena. Un attimo solo che adesso recuperiamo le immagini. Sì, vabbè, lo monti sentiamo intanto sulla vita normale che l'audio del nostro Ciccio Bonini che sta parlando. Dicevamo, sì, ora recuperiamo le immagini. gli angeli, l'angelo Michele vive e opera per la gloria di Dio. No plastica, tutto plastica dentro. Come un pezzo. Faccio qua, che? Bellissime queste bancarelle, intanto vediamo, apprezziamo questi lavori artigianali. La fiera di San Michele Arcangelo vuol dire anche questo, no? Artigiani del posto che espongono i propri prodotti. Ed è bello che sia tornato agli antichi splendori una festa del genere, questo soprattutto grazie al lavoro del comitato feste, davvero, davvero strepitoso, ed è da un paio di anni che fanno un grande lavoro, iniziando già mesi prima a programmare la festa. Ma andiamo con le immagini di questa mattina. Gli angeli, l'angelo Michele vive e opera per la gloria di Dio. Noi tutto quello che facciamo dobbiamo dire sempre lo facciamo per la gloria di Dio, non per la gloria nostra. L'arcangelo Michele, sappiamo tutti che il nome Michele significa chi è come Dio. Voi in questo siete maestri. Ma questa affermazione, chi è come Dio, se noi riflettiamo, chi è come Dio?
ci porta sia entusiasmo sia fiducia. Io vi pongo una domanda. Avete visto sicuramente tante statue di San Michele. San Michele è sempre con la spada in alto. Non credo mai avete visto che con la spada infilza il demonio. Perché non tocca a lui fare questo. A Michele tocca vigilare, vi ho detto, a Michele tocca tutelare, a Michele tocca collaborare. E queste vigilare, tutelare, collaborare, questi verbi valgono pure per tutti quanti noi. Noi dobbiamo vigilare sul bene, sull'amore, dobbiamo tutelare il bene e l'amore, dobbiamo collaborare per il bene e per l'amore. Noi vorremmo la spada, ma non per vigilare, tutelare e collaborare. Noi la vorremmo invece per uccidere. Non tocca a noi. Non è il nostro compito e non è nemmeno il compito di Michele. Michele ha il compito di difendere il primato di Dio. E questo è pure il nostro compito. Facciamo nostro l'invito di Don Rocco Suppa, che questa mattina ha tenuto il panegirico, questa lunga omelia sulla spiegazione della festa della statua. Ora noi andiamo in diretta con l'audio. Gabriele di qua, aspetta. Eccolo. Saluta. Puoi Saluta salutare. Zio Turi. il nostro grande zio Turi. Ve lo presentiamo. Bello vedere anche i volti delle persone in giro. Ora, se il nostro Rocchino ci sente, Rocco Fazzari, che nell'area street food quest'anno c'è stata questa novità davanti a Piazza Castello, un'area dedicata proprio al mangiare, al bere. Questo invece è il palco in Piazza della Repubblica, dove ieri appunto c'è stata la festa con Dance Tarantella, e tra poche ore si esibirà la grande artista nazionale Giusy Ferreri. Vediamo la chiesa matrice di Cinquefrondi, abbastanza pixelata quest'oggi. Ripetiamo, ieri abbiamo fatto le prove, funzionava tutto quanto, e invece stasera purtroppo la connessione non aiuta. Guardate un po' dov'è il nostro caro Rocco. Il nostro caro Rocco si trova in questo momento davanti alla sede dei giganti di Cinquefrondi. Sono anche i piccolini già davanti al palco in attesa della grande Giusy Ferreri. Tra pochissimi minuti, al termine della Santa Messa delle ore 18, ci sarà l'inizio della processione e speriamo di avere un buon segnale. Saluto a Matteo Ciccone che ci scrive in chat: viva San Michele.
Guardate questo bel fermo immagine, sempre preso dalle storie Instagram del Comitato Festa. Guardate davvero quanta gente era presente ieri in Piazza della Repubblica. Si faceva fatica praticamente a camminare. Un saluto ad Albanese, Rosetta e Luigi che ci scrivono buongiorno pomeriggio, anche buonasera. Oh, il nostro caro Michele Carlino, socio fondatore dell'edicola di Pinuccio, l'avvocato Bellocco, insieme a Peppe Longo. Bello vedere i volti di Cinque Frondi anche da lontano. Mentre a destra vedete scorrere ancora le immagini di ieri. Una serata all'insegna di divertimento, ballo. Che dai da me? Che bellissimo Super Mario Bros. Sentiamo un po' scherzare le persone davanti alla piazza, sono tutti in trepida attesa per l'uscita della statua. Ecco qua, sulla destra potete vedere quante persone erano presenti ieri sera. Scrivimi, non so perché non lo gestisco io, lo gestisce lui. I pennacchi partono? Sono in 10. Io mi metto in mezzo al posto. Vediamo dove stanno andando i nostri operatori, è un po' complicato gestire questa diretta oggi.
Rocco! Tutti sotto. Tania, Tania, Tania. Il questo è lungo la foto. Ancora, a un devo dire. Mi stai guardando da là? Mi stai osservando da là? Ma non mi tirare di questo devo fare il fuoco. Ah, perfetto. Ciao. Ti fa andare via. Bello è alto. Mi ripigliato a vicenda. Mi ripigliato a vicenda. Ah, no. È tutto quanto. No, il pennacchio. Ah, dovete scendere tutti sopra. Mamma mia.
Ah, Principe sul nostro balcone di questo negozio a Milano. Ah, vabbè, quando è cominciato?
Quelle che vedete, che avete visto per un attimo, erano le immagini con il drone. Queste sono le immagini dentro la chiesa. Queste sono le immagini da fuori e queste le immagini da dentro. Ma guardate soprattutto quante persone sono presenti in Piazza della Repubblica, e questo per noi davvero è una grande emozione, perché finalmente la festa di San Michele dei Cinque Frondi torna a splendere. Ci sono davvero tante persone che stanno partecipando. Se non sbaglio abbiamo sentito anche il primo botto, che annuncia che la processione sta per uscire. I portatori in chiesa sono pronti, tra poco avrà inizio la processione di San Michele 2026.
che dire, vi abbiamo mostrato anche l'uscita di San Michele da una prospettiva un po' diversa dal solito, no? Con l'immagine del drone, anzi, a proposito, ringrazio ancora Angelo Fonte. Mentre San Michele fa il suo transito dietro il Largo Duomo, il nostro Rocco però si è spostato. Che dire, sempre una grande emozione. Approfitto per leggere ancora un paio di messaggi. Chiara Ciccia ha scritto: buonasera da Lecco, viene San Michele, Annalisa Propeana, emozionante anche da lontano, mi sento a casa, grazie. E ci danno un po' di forza i vostri commenti, soprattutto in questi momenti difficili, perché oggi davvero è stato difficilissimo gestire il segnale con tantissime persone presenti. Ovviamente, ovviamente per noi è un grande onore portarvela nelle vostre case e vedere così tante persone che partecipano anche dal vivo alla festa di San Michele Arcangelo. Mentre vediamo ancora la chiesa dall'alto, che altro dire? Vi ricordo di seguirci, di continuare a seguirci sui social, chissà ci segue già su Facebook, su Instagram, su TikTok, siamo ovunque, Edicola di Pinuccio. Continueremo anche a raccontarvi la processione di San Michele Arcangelo. Mentre vediamo anche le confraternite che ovviamente partecipano alla processione, la confraternita del Rosario e Nobile Arciconfraternita del Carmine. Ringrazio anche Nunzio Bono che poco fa ci ha mandato le immagini dal suo balconcino della casa in piazza. Davvero grazie Nunzio. Adesso giustamente iniziamo ad avere immagini un po' più nitide perché C'è l'invasione. mentre sentiamo ancora un po' di voci in sottofondo perché ora giustamente ci siamo un po' spostati di posizione, quindi il telefono prende meglio. Angelo Fonte. Queste sono le immagini che ci arrivano da Rocco Fazzari che si è appena aperto il microfono, vediamo se riusciamo a sentire la banda. Quella che state sentendo è l'inno a San Michele che vi abbiamo proposto poco fa. O San Michele prega per noi, per 5 frondi, la tua città. Non sentiamo più la banda. Ora sì. Intanto va bene il segnale. Bene, che dire, signore e signori. Mentre magari riusciamo a recuperare anche qualche immagine della giornata di ieri.
Eccola qua. Mentre ricordiamo anche l'iniziativa del servizio civile di Cinquefrondi. Torniamo con le immagini in diretta. È incredibile come appena si crea, per usare un termine, no, da anno 2020, appena si fa assembramento di persone si inizia a perdere un po' il segnale, purtroppo. Cerchiamo di fare il possibile di portarvi un po' per le vie di Cinquefrondi, mentre dall'altro lato c'è inquadrato il comitato feste di Cinquefrondi, il comitato feste di San Michele Arcangelo. C'è un po' di sound check in Piazza della Repubblica. Adesso, come potete notare, si vede meglio il segnale di Piazza della Repubblica e peggio quello della processione. Di conseguenza, avere molti smartphone vicini tra di loro fa anche questo effetto. Con le immagini che ci sta regalando Angelo Fonte dall'alto con il drone, vediamo il passaggio della statua di San Michele Arcangelo proprio nel centro storico di Cinquefrondi. Tra poco scenderà e andrà verso Corso Garibaldi. Adriano, storia conosciuta. Abbassiamo bene carino. Come va? Questo è buono. Avi a Sapi non veniva. Guarda, una ventina d'anni. Vabbè, ma mo' ha ripigliato. E l'anno scorso cominciarono alla risalita. Me l'hanno detto. Stanno già fratello, livello. Qui che c'è? Sì, ma sai come abbiamo ridotto? Che non c'era nulla, non veniva nulla. Venivano quei quattro religiosi che venivano per Santo Michele e basta. E facevano festa, non facevano niente. Mo' fecero, ha ripreso perché il comitato cangiava, presero ragazze, cominciarono 2 mesi prima quando girano case e stanno avendo una buona. L'anno scorso hanno già avuto così una buona risposta, quest'anno ancora di più. Perché sta la festa di San Michele era la zona non c'era meglio queste feste che ci faceva. Vabbè Francesco, ci vediamo. Ciao.
sta girando fuori bordo. Camminate. No, è così lei. Intanto leggo anche qualche altro commento. Buonasera a Luigi, grazie per il San Michele guidaci tu. Noi vi seguiamo da Parigi, grazie a tutti voi, siete spettatori affezionati. Grazie mille, davvero per noi è un grande onore portare la festa nelle vostre case. Ecco che vediamo San Michele proprio attraversare Corso Garibaldi, bancarelle da una parte e dall'altra. Quest'anno una grandissima richiesta di bancarelle ed è bello così. Sì, che stanno con il loro lavoro. Vediamo il parroco Don Serafino avanti con Don Giuseppe Ascone e Don Pasquale Ciano, se non sbaglio. Siamo all'altezza della chiesa del Carmine di Cinquefrondi. Priore della Arciconfraternita del Carmine Alessia Ierace. E questo è uno dei momenti più iconici, no, della processione di San Michele Arcangelo. San Michele che attraversa il Corso Garibaldi. Corso Garibaldi che un mese fa praticamente è stato protagonista con l'iconica puntata di Cinquefrondi, abbiamo trasmessa dal vivo. In Spagna. Intanto queste sono le immagini che ci arrivano davanti alla chiesa matrice. Che tu non l'hai voluto fare. Se scusate, io devo scusare della banda. Le prove le faceva lui, la musica lui non ha raccolto le parti, dice che non è cosa. Ah sì, sì, ti credo, però adesso incomincio a conoscerlo bene, già lo conoscevo. Non posso dire. Esatto, devo pigliare. Bellissimo, va, hai capito.
E allora ragazzi, se volete interagire in diretta con noi, ripeto, se volete interagire in diretta con noi, vi ricordo di scriverci i commenti sia su Facebook che su YouTube, vi leggiamo in diretta, ma soprattutto se volete partecipare alla diretta e volete fare qualche chiacchiera, scriveteci un messaggio su Instagram o su Facebook, così vi faccio subito partecipare alla diretta. Fermi. La processione fanno e quanto tempo? Lucia Benzini ci scrive: il mio paese conta nostalgia, complimenti per il video, bellissimo, bellissimo non tanto, però abbiamo fatto il possibile. Soprattutto Lucia, ti invitiamo anche a scrivere da dove ci stai seguendo.
Vabbè, c'è caduta la linea definitivamente adesso, quindi non ci resta che ringraziarvi per averci seguiti. Ci scusiamo ovviamente per numerosi problemi tecnici, ma certo non abbiamo le grandissime infrastrutture delle grandi TV. Detto ciò, io vi ricordo come sempre di seguire le pagine dell'Edicola di Pinuccio su Facebook, su Instagram e su TikTok. Continuate a seguirli perché ci collegheremo durante la giornata, vi faremo vedere anche qualche altro passaggio chiave della statua di San Michele Arcangelo nei vari punti più importanti del paese, quali la piazza. La festa non finisce qua, stasera il concerto di Giusy Ferreri proprio in Piazza della Repubblica. Io davvero vi ringrazio, sento la mancanza del mio paese con le sue tradizioni, ci scrive Domenico D'Agostino e la sento anch'io Domenico perché sì, adesso fa effetto certamente vederla da lontano e commentarla da lontano. Allora, grazie ancora e restate connessi sulle nostre pagine social. Arrivederci con l'edicola di Pinuccio.